Care Aquile, bentornate a questa nuova puntata di Aquile Libere, sempre su TPN, sempre martedì sera alle ore 21 circa. Intanto permettetemi di ringraziare tutti coloro che ci seguono costantemente e tutti coloro che di volta in volta si aggiungono nel seguirci. Riceviamo continuamente manifestazioni d'affetto e di vicinanza e devo dire che questa cosa è quasi, anzi togliamo il quasi, è commovente. Siamo reduci da una grandiosa festa, una festa che si è tenuta in quel di Rivignano lo scorso giovedì 31 ottobre, la festa del Friuli che da qualche anno l'amministrazione locale organizza. Abbiamo intervistato molte persone, abbiamo girato uno speciale che in questo momento appunto mandiamo in onda. Mandi a Duccio, chi è la festa dei Sanz a Rivignano, la festa del Friul, o vin con lì il consigliere capogruppo della Lega, il signor Bordin, di Palazzoul. Siamo mai venuti a queste feste? Ma queste sono feste una importante per i nostri territori. Comunque alle di Palazzol si riconosce che feste qui come una festa comunque da tutta la bassa furlana. È una festa che ha una tradizione lunga, tante in che vengono, tante in che lavora, tanti volontari che si impegnano in tutto l'anno per metterle in pace, un'amministrazione comunale che ha sempre creduto e quindi quando comunque si è di un territorio si va in giro in tutto il paese del territorio perché bisogna comunque anzi dare riscontro a tutti quelli che si impegnano per fare feste ski. Sì, perché c'è di Zovins, era immancabile per noi, sì. E poi secolare, dunque c'è l'Ippolito Nievo, ha avuto carattere nelle confessioni di un italiano. Bene, siccome che dico che mi pare che in regione non stai stradente? No, questa qui è un'impressione che qualcuno ha cercato di dare e di mettere in giro. In realtà non viene fin come aumentare le risorse per il Furlan. Vengono anzi 150.000 euro per creare il teatro stabile in Furlan, viene potenziale di risorse per aiutare in realtà a lavorare sulla promozione della lingua furlane. L'unica roba che commuove infatti tra le ultime leggi è quella di stabilire comunque un albo di tutte le associazioni e dai finanziamenti comunque all'interno di progettualità che vengono svolte, fatti, perché secondo me è doveroso per un'amministrazione regionale cercare comunque di fare in modo di allocare le risorse tra le associazioni che lavorano in maniera più forte sui territori. Quindi non sarà sicuramente una diminuzione delle risorse, anzi la volontà è di continuare ad aumentarle come che viene fatto. Vogliamo solamente creare un criterio di riparto che permette di far sì che le risorse vengano impiegate dal miglior modo possibile per promuovere la lingua furlana. Ecco, non volare come tempi in lavoro, che succedeva che i bes del Furlan acclamavano che non aveva noi a se fare col Furlan. Ma il fatto di Proiodi che ha sede un albo di realtà che operano per la promozione della lingua furlana e il fatto di Proiodi che i fondi vengono distribuiti in base alle progettualità fa in modo che la regione veda il controllo dalla qualità delle proposte che vengono fatte per promuovere il Furlan. Quindi non vogliamo semplicemente fare in modo che le risorse arrivino veramente per obiettivi validi. Invece fin come era una serie di associazioni a periodo di Sinles che avevano una serie di fondi che venivano dati in maniera discrezionale. Ognuno ha la sua visione. Noi riteniamo che bisogna fare in modo che le risorse vengano spendute fino all'ultimo centesimo nel miglior modo possibile sulle progettualità più valide. Io penso che non sia una roba che va incontro di nessuno. Se qualcuno in qualche modo si è sentito disegni privati di qualche cosa e allora lavora fin come bene, si sbaglia e lo dimostreremo comunque tra i prossimi anni. Ecco. Io spero di un lusore. Signor Bordin, io un saluto e lavorai bene per noi. Faremo il massimo, mandi, grazie. Allora chi è la festa dei Sanz a Rivignano e sono con Dario Zampa. Mandi Dario, tanti che non ti chiati. Mandi a te e mandi naturalmente come saluto a tutti i furlani che non ascolti. Ecco, ti hai sentito, no, ti hai aiutato al telefonino con che dei paesi, no? Tu l'hai slungiata, eh? Ma si slungia, lei per fare intanto così un'eredità, per far conoscere un po' a tanti che non conoscono bene i comuni del Friuli, perché è quasi un centenario di comuni, e è così una roba allegre che va bene
là che si chiatano i pueschi, insomma, di poter contare, perché voi la gente ha bisogno anche di ridi, sai? È stata mia figlia il suo murosa, Damile. Ah, anche, benissimo, va bene. Partiti. Sì, bene. Si è fatto di bielato anche in Palchiaf. Ma Palchiafo è sempre alto, io sono in pensione naturalmente, e mi giolto un po' la pensione, nel senso che ho voglia anche mo a fare quelle chiantate naturalmente, io scrivucci, io fa salche, e dicono che io faccio che mi piace, che robe straordinarie, vuoi dire. Sì, dunque il fatto di non riesci a obbliarsi e poi libero, se pensi che vengono fuori le mie robis, no? Sicuramente sì, anche si capisce anche un po' di più, perché di giovani tu sai come che è la storia, no? Tu vai in devanno, tu pensi poi che il tanto, come invece tu dopo aver vivuto, dopo aver provato, dopo aver tentato, dopo aver avuto soddisfazioni, dopo aver avuto le solite anche delusioni, tutte queste cose, e è chiaro che te tua vita, insomma, comincia a venire fuori un al di concreto che ti fa capire un lavoro ben che è la vita, una roba di ghioldi, poi che di arrabbiarsi. Bene, Dario, io ti ringrazio, spero di tornare io di te presto, nota che no, beh, perché solo le schie sono bieli, intanto dato che si arriviamo qui, a poi dite che per me è una roba biele, quando è un appuntamento che, come dire, al fa vivere le tradizioni nostre, che qui non sai troppo sagnorum che fa in queste feste. Secui. E allora voi dite, anche mo poi piacere mi fa, perché voi ho improvvisato tagliato il nastro, sato, dall'inaugurare queste feste, e le hanno inaugurate non tanto la fiesta dei Sans, ma voi per cominciare è state dedicate alla fiesta Pal Friul, e dunque naturalmente mi ha fatto un po' di piacere che questa tradizione cominci con l'immagine furlane. Sì, io volevo dirti per la confidenza che vengo a te di tanti anni che si conoscono. Sicuro. Ecco, ti potevi giocare così insieme. Benissimo. Io ti ringrazio e a presto. A presto, grazie, e naturalmente un mandi a tutti che non ascoltano, perché il mandi è le nostre bandiere, le nostre salute che nessuno al mondo lo ha come noi. Maman. Allora chi siamo insieme con l'avvocato Luca Campanotto, che è un tradizionalista, un furlanista, un teologo, però la singing band è Duccio Kiscius, Kisciu titoli che ti hai dato, no? Tabain dalla fiesta di Rivignan dal tuo paese, sì. Perché i Sans hai famosissime già di secolo. Sì, disinca è la più grande sagra che viene a Rivignan, chi stasera sono venuto a saludare tanti rivignanesi e paesani, disin così, e non potevi mangiare, perché disin la fiesta dei Sans è a Rivignan di tempi immemorabili, nessuno si vise colta che è accade, è plurisecolare, pensini al famoso Nievo che a metà del Vocent già alla definive antighe, e alle di qualche anno che hanno attaccato a Fanci la fiesta del Friul, la Veda i Sans. La fiesta del Friul si è arrivata alla terza edizione, se non fali, e è un'occasione per chiatarsi, prima di tutto per salutarsi, per un'aggregazione, e io personalmente spero anche per una riflessione, ecco, dalla consapevolezza, dalla coscienza di tutto un popolo, ecco, in maniera un tic più seria forse, ecco, vintacat alle zalche, alle alche, no? che si impartiti, e sperini che col contributo di tutti, comune, associazioni, popolazione, furlanisti, amici e anche dagli Aquilis, che uso ringrazio, insomma, a continuare a crescere questo appuntamento annuale, anche perché il Friuli ha bisogno dalle sue ricorrenze. Hai veduto anche sul web dagli Aquilis che anzi di racquetta un PDF, un calendario di appuntamenti, di ricorrenze periodiche furlanis, doc, disin così, e insomma un augurio ogni bene, hai apprezzato che iniziative lì e hai ritenuto anche utile un momento di divulgazione, e vi ho anche con i vostri sgazebos che a fa divulgazione, quindi insomma
grazie anche a voi altri di tutte. Buon, signor Avvocato Luca Campanot, ti ringrazi della tua riflessione sulla fiesta del Friuli, qui a Rivignan. Mandi. Allora, chi sono col signor Sindic dal comune di Rivignan Teor, l'avvocato Anzil. Mandi, grazie di sedicare usgnot vignuts a Chiatanus dalla piazza di Rivignan Teor, di Rivignan in particolare in tale occasione dalla fiesta del Friuli, la più grande fiesta del Friuli di tutti i teams che ogni anno al 31 di ottobre si tenta che piazze. E noi a Halloween, noi è una di quelle monadis americani, perché in tacche piazze qui si fa fiesta il 31 di ottobre di prime dalla scuviarte dall'America e quindi di sedi orgogliosi delle nostre tradizioni e non vergognarsi, anzi chiattà pal futuro un'occasione di chialanta al passato di sapere ciò che si può fare. chi lo disse il Sindic ha voluto per questa fiesta? Sì, siccome che era che tradizione prima della fiera dei Sans, che è antichissima, a secoli e secoli, di fare fieste lagnot, che è stata anche Ippolito Nievo, che si è meravigliata, che l'ha chiattata bellissima, che è tradizione a diceva lì, in quel paese, là che gli altri vanno a preà, invece si fa fieste alla piazza, e le femmine a balling, a tan fuar, di piardi, i sentimenti e gli scarpis. E ieri plasude e che tradizione non si lati in denante e continui grazie a tanti giovani anche che danno una mano per la buona riuscita di che fieste. Che fieste che voi dici ascoltatori finite fra una settimana, già alla fine di novembre, già pronta che di un altro anno. Sì, di anno in anno si prepara perché hai tanto lavoro di che fieste, di tanti volontari, appena che finisce una edizione si chiatin per via di c'è che le lat bene e c'è che le lat male e per taccare organizzare l'edizione del prossimo anno, che sarà importantissima perché chi sta come usgnot non ricordiamo un episodio che è capitato il 31 di ottobre dal 1420, 599 anni fa. Il prossimo anno sarà l'anniversario dei 600 anni dalla venuta qui in tacche fieste dal patriarca dal Friuli. Bene, signor Sindic, io lo ringrazio di essere venuto e si ci tenga un altro anno allora. Sicuro, grazie a voi che ormai è un po' di tempo che vignese e un po' alla volta sarei anche voi parte di che belle tradizioni. Grazie, Mandi. Dipendi me e di te. Al dipendo di te. Al dipendi no. Come al dipendi Waltris. La lenghe vive, se le fasin vivi, al dipendi no.